Mi ha colpito il cinismo, insomma, devo dire, perché appunto dopo aver consumato questa truffa che è stata fatta ai danni di una persona anziana e malata, loro programmavano di farne un'altra e appunto la frase che abbiamo letto dalla chat, dal telefonino sequestrato è: adesso a chi dobbiamo andare a fare male. Dai loro messaggi emerge il disprezzo per le loro vittime, anziani indifesi da colpire senza scrupolo alcuno. Voglio riempirla tutta, si legge commentando una foto con una borsa piena di soldi appena rubati ad una ottantenne padovana. Questa volta però l'avidità e il cinismo di due truffatori campani di 19 e 46 anni sono stati fermati dai poliziotti della squadra mobile che li hanno scoperti in via Guizza Conselvana mentre erano intenti a controllare numeri civici di abitazioni dove risiedono anziani in cerca della loro prossima vittima. Loro agganciano appunto le vittime lavorandoci prima, evidentemente, e poi quando le persone arrivano a Padova vengono in qualche modo guidate, sono in contatto con un terzo che gli dice cosa fare, gli dice cosa deve dire, quando entrare in casa, come comportarsi. I due uomini avevano appena truffato un'ultra ottantenne gravemente malata che vive in via Metastasio. Uno di loro si è finto il nipote al telefono che chiamava dall'estero disperato dopo un incidente, chiedendo alla nonna dei soldi e dicendo che sarebbe arrivato di lì a poco un amico a ritirarli. In preda all'agitazione l'anziana ha recuperato tutti i risparmi della pensione, circa 4.000 euro, e li ha consegnati all'altro truffatore. Purtroppo si presentano bene, sono bravi, sono attori consumati, ecco, e tuttavia sono criminali della peggiore specie per quanto mi riguarda, e quindi la massima diffidenza, chiamate o la polizia, i carabinieri o chiamate i vostri congiunti per chiedere conferma prima di farli entrare in casa. I poliziotti hanno seguito i due truffatori fino ad una pensione di Albignasego. Qui hanno recuperato proprio la valigia piena di soldi. I due trasfertisti si spostano di città in città compiendo colpi a raffica. Questa volta sono finiti in carcere al Due Palazzi. Il questore di Padova ribadisce l'importanza della prevenzione per fermare questi odiosi reati. Telefonate di questo tipo, un carabiniere, un poliziotto non ti chiamerà mai, non chiamerà mai un anziano a casa, telefonicamente gli annuncia che il figlio sta morendo o il nipote sta morendo. Non è una cosa che non esiste al mondo, e questo dovrebbe essere chiaro, appunto. E quindi ancora una volta dico, mi rivolgo agli anziani e ai loro congiunti affinché si chiarisca questa cosa.